Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Ricordiamo, inizia la 3 giorni di Pasqua in zona rossa per tutta Italia, quindi restrizioni importanti. Quello che si può fare e non si può fare ve lo ricorderemo fra poco, giusto un aiutino con un servizio che abbiamo confezionato ad hoc per questo argomento. Vi ricordiamo, questo è Focus TG, siamo con voi un'ora per darvi tutte le notizie dal Veneto. Abbiamo fra poco una notizia davvero clamorosa da Padova, perché è stato vandalizzato il cimitero dell'Arcella. Abbiamo la nostra troupe sul posto, Valentina Visentin, Cristian Roque Allende, che stanno raccogliendo immagini e anche pare un'intervista da una persona che avrebbe visto qualcosa, e saremo in collegamento poi con Padova per tutte le novità su questo fatto davvero increscioso. Parleremo di meteo fra poco con il nostro Cristian Farronato, che come tutti i sabati ci dà una mano a capire che tempo farà. Non che questo sia di grandissima importanza, o almeno non che abbia l'importanza che ha avuto negli anni passati, perché ricordiamo naturalmente che con la zona rossa sono vietati picnic, pranzi all'aperto e qualsiasi cosa che possa creare un rischio legato all'emergenza coronavirus. I controlli sono già partiti, sono davvero intensi, la rete delle forze dell'ordine è capillare per controllare tutte le strade, o almeno il più possibile. Sappiamo che si può andare nelle seconde case, naturalmente con dei distinguo legati alla data di proprietà dell'immobile, e capiremo poi se ad Asiago si sta già muovendo qualcosa, se nella montagna veneta si sta già muovendo qualcosa. Quindi un'ora di notizie davvero importanti sotto tutti i punti di vista. Ricordiamo che parliamo anche di vaccini, perché sono arrivati i report sulle vaccinazioni e anche abbiamo già a disposizione il report sulla diffusione del coronavirus. Ma come vi abbiamo promesso, partiamo con il vademecum pasquale, ovvero cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare nelle prossime ore. Ecco tutte le informazioni. Tutti in attesa dell'arancione, ma prima del cambio di colore previsto per martedì prossimo ci sono Pasqua e Pasquetta alle porte, con le regole da rosso, compreso il prefestivo del sabato. Per un Veneto ormai da 3 settimane già in zona rossa cambia ben poco, se non la novità della deroga nazionale per gli spostamenti in case private, così come è accaduto durante le feste di Natale. Il 3, 4 e 5 aprile dunque è consentito andare in un'altra abitazione da parenti o amici, ma solo una volta al giorno e per 2 persone al massimo alla volta. Resta ovviamente la necessità di utilizzare mascherine e distanziamenti per queste visite, tanto più se condite da un pranzo o una cena, quest'ultime comunque sempre sconsigliate. Il coprifuoco scatta sempre alle 22. Possibile inoltre partecipare a cerimonie religiose, sempre nei limiti consentiti dal protocollo, in chiese vicine alla propria abitazione. Sì, anche alle passeggiate, ma solo nei pressi del domicilio. Possibile spostarsi dalle seconde case, ma solo per il nucleo familiare. Sì, infine, ai viaggi all'estero, tema di proteste e dibattito in questi giorni, seguendo comunque i protocolli indicati. Nessuna variazione per ciò che non si può fare, resta tutto come nella zona rossa normale, dal divieto di spostamenti tra regioni, tranne per urgenze, ai bar e ristoranti chiusi, al divieto di picnic o gite in spiaggia che possono creare assembramenti. Ultimo tassello, gli esercizi commerciali aperti tradizionalmente in zona rossa. Sabato 3 aprile, serrande super ipermercati, supermercati, discount, ma anche edicole, tabaccaie, librerie, farmacie e parafarmacie, negozi di computer, elettronica, elettrodomestici, ferramenta, negozi di biancheria e di giocattoli, ma anche vivai. Aperte anche le pompe di benzina. Il giorno di Pasqua, domenica 4 aprile, sono aperte solo farmacie ed edicole. Possono restare aperte anche le tabaccherie. Chiusi invece tutti i supermercati. Il giorno di Pasquetta, lunedì 5 aprile, infine, alcuni gruppi della grande distribuzione saranno aperti. Questo era un rapido vademecum, naturalmente nei siti istituzionali trovate tutte le informazioni, e sappiamo che anche moltissimi sindaci, approfittando del fatto che la gente si informa molto anche sui social, hanno pubblicato sulle loro pagine, sulle pagine ufficiali delle varie città del Veneto, una lista delle cose che si possono e non si possono fare, anche perché lo ricordiamo che le multe sono molto salate. E chiudiamo per un attimo il tema pasquale, tema impegni e possibilità, e cominciamo a parlare dell'emergenza coronavirus, perché è arrivato il bollettino ufficiale della campagna di vaccinazione. Ve la facciamo vedere grazie alla regia di Fabio Verina. Allora, partiamo da questa tabella, perché è quella che ci importa di più. Allora,
A ieri sera erano state somministrate in Veneto 954.634 dosi, ovvero il 92,4% delle dosi a disposizione della nostra regione. Le prime dosi sono 689.086, che equivale al 14,1% della popolazione. È un dato in rapida crescita questo, ed è molto molto importante. Il totale dei cicli completati, ovvero delle persone che hanno avuto sia la prima che la seconda dose di vaccino, è a quota 265.548, che equivale al 5,4% della popolazione. Il dato importante in questa tabella è quello che vedete qui. Parliamo del 72,8% della popolazione over 80 che ha già ricevuto una dose. Poste tutte le difficoltà, le situazioni contingenti, le polemiche, tutto quanto, sappiamo che già la prima dose è molto importante. Avere coperto il 72% degli over 80 con la prima dose è un buon punto di partenza. Sappiamo che la campagna vaccinale era partita con i migliori auspici, poi a causa di varie situazioni si è un po' rallentata e adesso sta correndo. Andiamo a vedere quest'altra tabella, ve la spieghiamo noi, ma è molto molto semplice. Questi sono semplicemente i giorni, o meglio i periodi e le dosi che sono state fatte in quei periodi. Vediamo che dal 21 dicembre dell'anno scorso fino all'1 marzo è andata come è andata, ovvero si è andati da un minimo di 16.000 vaccinazioni al giorno a un massimo di 73.000. Dal 7 marzo in poi c'è stata una vera e propria esplosione, quindi nella prima decade di marzo 118.000, nella seconda 94.000 e adesso stiamo salendo decisamente di livello. Ricordiamo che nell'ultima settimana di marzo sono state fatte 178.000 vaccinazioni e 149.000 nei giorni immediatamente successivi, quelli che ci hanno portato a questo ponte pasquale. È importante perché nonostante fosse stato annunciato un blocco, un rallentamento almeno nell'arrivo dei vaccini, adesso la faccenda è ripartita a pieno ritmo. Ne parleremo anche oggi perché abbiamo i dati che arrivano dalle varie sedi vaccinali. Torniamo nella parte alta della tabella per dirvi che questi sono gli ultimi dati disponibili, ovvero somministrate ieri 24.000, quasi 25.000 dosi, 18.000 delle quali prime dosi, 6.263 cicli completati, quindi un ritmo che sta crescendo. Si può fare sicuramente di meglio, bisogna fare sicuramente di meglio, ma il ritmo pare che sia stato preso. Torniamo in studio per ricordarvi che i due temi sulla campagna vaccinale sono questi. Da una parte c'è la necessità di arrivare prima possibile alla cosiddetta immunità di gregge che per molti studiosi però potrebbe essere complicata da raggiungere per vari motivi, da una parte motivi numerici, logistici e tutta una serie di situazioni legate proprio alla diffusione dell'epidemia. La seconda questione è quella che è molto più importante, ovvero la messa in sicurezza delle cosiddette categorie fragili, categorie ovvero gli anziani, quindi da 65 anni in su. Non ce ne vogliono le persone che a 65 anni non si sentono anziane, ma sono statistiche regionali e su quelle ci dobbiamo basare. E persone quindi anziane, persone con difficoltà, persone con malattie pregresse, persone che se dovessero essere toccate da questa epidemia, se dovessero diventare positive, avrebbero una forte possibilità di finire in ospedale e una forte possibilità di finire in terapia intensiva. La priorità in questo momento per la Regione Veneto è tenere libere le terapie intensive e fare in modo che le ospedalizzazioni scendano il più possibile. Quindi la messa in sicurezza di queste categorie è prioritaria. Poi un po' alla volta il vaccino arriverà per tutti. Questo era per quanto riguarda i vaccini. Per quanto riguarda invece la cosiddetta situazione epidemiologica, ve la recuperiamo
immediatamente perché sono arrivati i dati, dicevamo, e possiamo già darveli. Dateci 30 secondi per aprirli, perché qui il materiale arriva al volo e come sempre lo leggiamo al volo, e torniamo sempre grazie alla regia di Fabio Verin a leggerli assieme. Li vediamo anche noi per la prima volta perché sono arrivati davvero da qualche istante. Allora, 37.503 persone, lo facciamo ancora più grande così diventa ancora più facile da leggere anche per voi a casa, o ricordiamo sui social perché siamo in onda anche sullo streaming di Facebook. 37.503 casi attualmente positivi in Veneto, è un numero in calo. Ricordiamo che eravamo alla soglia delle 40.000 unità solo un paio di giorni fa, 2 o 3 giorni fa. Vuol dire che scende il numero dei nuovi positivi è di 650, riscontrato con gli ultimi tamponi. Dall'inizio dell'emergenza 387.601. Anche questa è una colonna di questa tabella che non corre più, che non galoppa più come qualche settimana fa, e si è un po' rallentata. Luca Zaia ha detto che si vede la luce in fondo al tunnel e questi dati potrebbero dimostrarlo. Sono 339.384 i guariti. Questa è la tabella più dolorosa, è quella dei morti, dei decessi legati al coronavirus. Sono 10.714 dall'inizio dell'emergenza. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è altrettanto importante, forse più importante della prima, perché ci fa capire la situazione degli ospedali del Veneto. In area non critica abbiamo 1.909 persone ricoverate, di cui 1.652 ancora positive, 257 che si sono negativizzate. In terapia intensiva ne abbiamo 302, di cui 286 ancora positive, 16 negativizzate. Dati che visti così possono dire poco o niente, ma che visti in questa prospettiva che vedete qui qualcosa dicono che c'è un bilancio passivo di 12 persone, vuol dire sono meno 12 persone ricoverate in meno come bilancio. Le terapie intensive restano più o meno stabili con più 4, purtroppo sono da segnalare anche e ancora 30 decessi, anche qui l'abbrivio è molto lento a spegnersi. Speriamo di poter dare quanto prima la notizia della fine dei decessi legati al coronavirus. Torniamo in studio. Queste erano le 2 tabelle importanti di giornata, tabelle fondamentali che ci fanno capire come corre la campagna vaccinale e come corre il virus. È una gara, passateci il termine, una gara che bisogna vincere a tutti i costi. Ne ha parlato anche il presidente Luca Zaia, che dicevamo parlava di una luce in fondo al tunnel, parlava di vaccini e parlava del fatto che il Veneto tornerà in arancione già da martedì. Sembrava che si parlasse nei primi momenti di mercoledì, poi nel pomeriggio di ieri è arrivata la conferma. Veneto arancione da martedì. Ce ne ha parlato Luca Zaia, sentite cosa ha detto. Saremo zona arancione. Posso annunciarvelo, ne ho parlato con il ministro Speranza. Ministero della Salute che nel pomeriggio ha confermato la fascia arancione da martedì compreso. Questo significa che i negozi potranno riaprire, così come parrucchieri e centri estetici. Più in generale ci saranno meno restrizioni per gli spostamenti. L'arancione per noi, se non si cambia nulla e se i dati sono buoni, ci tocca tenercelo fino al 30 di aprile. Perché le 2 alternative fino al 30 di aprile ad oggi sono rosso o arancione. Quanto al mondo dell'istruzione, il quadro è aggiornato dallo stesso Zaia. Le scuole del mercoledì aprono, e per noi aprono ovviamente le scuole, gli asili nido, le scuole 0-6, quindi le scuole dell'infanzia, le scuole elementari, le scuole medie e le scuole superiori al 50%. E questo sempre fino al 30 aprile, con la conferma del sistema delle scuole sentinella monitorate dalla Regione. Nel frattempo l'obiettivo è riprendere a vaccinare a pieno regime dopo gli stop in alcune ULS dovute alle mancate consegne nei giorni scorsi. Il riallineamento tra forniture e campagna vaccinale è in corso. Noi stiamo attendendo AstraZeneca che arriverà domani, 103.000 dosi, giusto? E Moderna oggi che sono 38.000 dosi. Ovvio che se avevamo AstraZeneca martedì o mercoledì noi non perdevamo 10.000 vaccini per strada. L'altra faccia della medaglia è il sistema di prenotazione sulla piattaforma web che giovedì ha scontato diverse false partenze proprio in quelle ULS che avevano terminato le scorte. Da quel che mi consta il portale funziona, perché noi abbiamo il report delle prenotazioni e va. Adesso capite che avremo ancora turbolenze in volo, però quando andrà a regime tutti noi vedrete, accadrà,
anche se sono aperte altre formule di prenotazione, accadrà che tutti noi andremo alla prenotazione online. Connessa la funzionalità del numero verde con il governatore che ha fatto una prova in diretta a fronte delle numerose segnalazioni di disguidi e lunghe attese registrate per tutta la giornata. Le ricordiamo che la selezione di una delle successive... Questo vuol dire che c'è la linea? Ma è giusto farle in diretta ste robe? E guardate, l'assessore onor del vero ha trovato occupato nel primo giro, giusto? E ha rifatto il numero. Cioè, cosa volete che vi dica? Cioè, poi sono 100 linee, se hai la sfiga, scusatemi l'espressione, che ti chiami nel momento in cui che siete in 101 a chiamare, uno fa il giro come l'aereo che deve atterrare, ma la pista piena. Tutto qua. Di vaccini, emergenze coronavirus e tutto il resto parleremo fra poco. Adesso parliamo con Nicolas Faronato della pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, che come tutti i sabati ci dà una mano a capire che tempo farà. Lo vediamo un po' in chiaroscuro perché c'è una forte luminosità alle sue spalle. Nicolas, quindi è una bella giornata o sta arrivando il brutto tempo? Sì, portate pazienza perché effettivamente non si vede granché, però appunto questo gioco tra nubi e sole diciamo che fa sì che purtroppo si vede in questo modo, quindi neanche al tempo non si da me parte, però noi ci proviamo comunque. Allora, che dire, niente Ferdinando, la situazione come possiamo ben notare e sentire rispetto ai giorni scorsi è nettamente cambiata, si sente sia dal punto di vista delle temperature, perché abbiamo circa un 6-8 gradi in meno rispetto a ieri, ma anche appunto dai cieli che sono sì in prevalenza sereni o poco nuvolosi, però decisamente se guardiamo verso nord, verso le montagne, si vede che gli addensamenti nuvolosi sono molto più presenti rispetto ai giorni scorsi quando erano totalmente assenti praticamente. Certo, guarda, noi abbiamo in questo momento davanti agli occhi la mappa dell'ARPAV che stiamo facendo vedere ai nostri telespettatori e vediamo per esempio che sul Monte Grappa in questo momento ci sono 3 gradi o qualche minuto fa c'erano 3 gradi, ce ne sono 8 in altopiano di Asiago, 2 gradi e mezzo sul passo Campogrosso dall'altra parte. Vediamo che anche sulle Dolomiti insomma le temperature non sono proprio altissime e facciamo un po' un confronto. Questa è una mappa invece che ci arriva dall'altro ieri, dove vediamo le massime quotidiane che sono arrivate a 26 gradi in Valbelluna, a 25 gradi nell'Alta Padovana. Lo stesso Bassano, vediamo se riusciamo a trovarlo al volo, dovrebbe aver fatto comunque 23, 24, forse 25 gradi di massima e effettivamente quello che tu ci dici, ovvero l'abbassamento delle temperature, si nota davvero. Ma questo abbassamento sarà legato anche a precipitazioni o dobbiamo solo metterci magari qualcosa in più per uscire per quella breve passeggiata che possiamo fare intorno a casa? Ma diciamo che sono state poche le zone fortunate ad avere qualche piovasco, ad esempio ieri in tarda serata zone dell'est trevigiano sono state fortunatamente bagnate da qualche acquazzone e da qualche temporale, però era una cosa veramente legata appunto all'ingresso di aria più fredda e quindi dalla notevole differenza tra il caldo preesistente e l'aria più fredda in ingresso che ha scaturito appunto questi fenomeni, però purtroppo parliamo di fenomeni che sono molto isolati. Oggi comunque il tempo rimarrà grosso modo variabile, anche se le precipitazioni saranno veramente scarse, se non addirittura nulle. Insomma, ecco, ci sarà il rischio di qualche isolato piovasco, specie sui monti o in qualche area pianeggiante, ma comunque parliamo di una probabilità veramente molto bassa. Domani, giornata di Pasqua, sarà una giornata praticamente tranquilla con prevalenza di sole, forse qualche residuo nube al mattino presto, ma poi le schiarite saranno le protagoniste in un contesto comunque di temperatura che durante il giorno, nonostante il sole, comunque arriverà intorno ai 15, 16, anche 18 gradi, insomma, quindi si sta bene, ecco, insomma, siamo ad aprile, ricordiamo, è anche cambiata l'ora. Il sole è ben alto e inizia a scaldare e di conseguenza nonostante appunto sia fluita quest'aria fredda durante le ore diurne il clima sarà mite, ecco. In montagna invece sarà un po' più fresco, dove insomma avremo diffuse gelate nelle ore più fredde, avremo temperature comunque frizzanti anche durante il giorno, specie domani,
dove comunque sopra i 1500 metri potrebbe risultare che la temperatura non si alzi al di sopra dello zero per l'intera arco della giornata, e Pasquetta sarà grosso modo una giornata simile. Partirà bene, poi avremo un peggioramento nella seconda parte del giorno, ma più che altro verso sera, e poi, come dicevi tu, avevi chiamato queste benefiche piogge di cui ne avremo tanto bisogno, perché ormai tra una cosa e l'altra sono circa 60 giorni che qui in regione non fa un peggioramento serio. Peggioramento serio, parlo di un peggioramento che apporti almeno un 7, 8, 10 mm. Quindi la situazione siccità, soprattutto nel primo strato di terreno, inizia un po' a preoccupare, soprattutto insomma le culture, i giardini, chi inizia a seminare il mais e tutto quanto, insomma, ecco. Allora Nicolas, prima di tornare alla situazione della siccità, vediamo un'immagine presa da una webcam di Asiago, perché volevo chiederti, questo è Asiago in questo momento, vediamo giornata un po' coperta, la gente non ci sembra in braghe corte e maglietta, quindi effettivamente qualche grado in meno c'è. Ci sono alcune proiezioni che parlano addirittura di neve, di gelate diffuse con temperature sensibilmente sotto lo zero per la metà della settimana. Sono attendibili o stiamo parlando un po' di fantascienza vista la variabilità del momento? Allora guarda, ti dico, fino a un paio di giorni fa la tendenza appunto sembrava questa, però i modelli iniziano ad inquadrare una situazione un attimo diversa rispetto a quella che ci hai appena fatto presente, nel senso che era effettivamente previsto un bel peggioramento con piogge anche abbastanza consistenti, fino a 20, 30, 40 mm, anche con punte di 40 mm su alcune zone. Però sembra appunto che questa dinamica sia un attimino diversa e che quindi le precipitazioni siano un po' più scarse, entri leggermente meno freddo, però il freddo quello entra e su questo non ci piove. Però appunto il dilemma è quello delle precipitazioni. Al momento tra lunedì notte e martedì mattina i modelli inquadrano un 8, 10 / 15 mm di pioggia, che però con l'avvicinarsi di questo evento continuano un attimo a limare. Quindi c'è ancora un po' di incertezza. Certo è che se effettivamente queste precipitazioni arrivassero, è chiaro che la neve si spingerebbe fino a quote anche relativamente basse per il periodo. Potremmo parlare di quote anche sotto i 1000 metri, insomma, quindi di biancate anche sotto i 1000 metri. Con poi, siccome quest'aria fredda continuerà comunque a farsi sentire anche nei giorni successivi, in caso di schiarite e assenza di vento durante le ore notturne, effettivamente qualche brenata potrebbe comunque colpire anche alcune aree pianeggianti. Quindi insomma teniamo un po' il punto di domanda, chi ci segue lo invitiamo comunque a continuare a seguire i nostri aggiornamenti, perché la situazione è ancora un po' caotica per lunedì sera, martedì. Però ovviamente speriamo che un po' di effettiva pioggia arrivi, perché ci farebbe veramente bene. Può succedere di tutto. Noi abbiamo visto, mentre parlavi, un'immagine di località Campolongo in altopiano, c'è gente che cammina su una bella coltre di neve. Abbiamo idea però se poi torna il caldo se ne andrà tutto. Ma torniamo invece alla situazione della siccità, che è davvero preoccupante. Noi proprio in questo momento stiamo raccogliendo anche alcune interviste con associazioni di categoria per quanto riguarda la situazione del mondo agricolo, un comparto che è un po' in difficoltà in questo momento. Quanto possiamo reggere secondo te ancora senza piogge, posto che bisognerà far partire quella che è l'irrigazione che deve aiutare assolutamente le campagne del Veneto? Sì, esattamente, dici bene. Diciamo che quando si semina ovviamente il seme ha bisogno dell'acqua piovana. Si può ovviamente irrigare per dare una mano, però diciamo che l'acqua piovana avrà un qualcosa di magico per la terra, ma è quella che effettivamente poi fa crescere e rende la vegetazione rigogliosa. Stefano, il mio collega che fa appunto le previsioni con me, anche lui ha della terra, sta seminando e sta appunto sperando che martedì effettivamente faccia un po' di pioggia, altrimenti è già pronto a posare i tubi e avviare l'irrigazione. Certo che avviare l'irrigazione ai primi di aprile insomma sarebbe una cosa un po', diciamo che è una primavera molto simile a quella che abbiamo avuto l'anno scorso. Eravamo in pieno lockdown, ce lo ricordiamo, non si poteva mettere la testa fuori di casa e passavano giornate strepitose con temperature di 20-25 gradi e comunque sempre bel tempo, sempre bel tempo. Dopodiché a maggio è cambiato qualcosa e ce lo ricordiamo, ha fatto il mese di maggio e i primi 15 giorni di giugno con alluvioni, temporali, grandine,
pioggia che praticamente l'anno scorso mi ricordo bene che i primi 10 giorni di giugno erano già scesi 300 mm di pioggia, quindi in 10 giorni era scesa praticamente la pioggia di tutta l'intera estate, capito? Quindi era stata veramente un estremo. Ce ne ricordiamo bene anche perché abbiamo seguito sul posto i disastri che ha fatto il maltempo nella stagione estiva dell'anno scorso e quindi speriamo di non doverne raccontare una simile anche quest'anno. Allora, Nicolas, siamo alla fine di questo collegamento. Noi ti ringraziamo come sempre per tutte le informazioni. Secondo me possiamo darci anche appuntamento al giorno di Pasquetta, visto che non potrai neanche tu andare tanto in giro, per tirare un po' le somme di come sarà cambiato il meteo in questi 2 giorni. Quindi se per te va bene ci risentiamo fra un paio di giorni, ti rubiamo qualche minuto al tuo pranzo del giorno di festa e diamo appuntamento ai nostri telespettatori per capire che cosa sarà successo. Detto questo, ti ringraziamo e ti auguriamo comunque una buona Pasqua. Molto volentieri, ci risentiamo lunedì di Pasquetta e a buona Pasqua a tutti quelli che ci stanno ascoltando, a te e a tutta Rete Veneta, insomma. Grazie mille, ancora sempre gentilissimo Nicolas Faronato che salutiamo. Noi adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo, ci sono notizie importanti da Padova. Buongiorno, bentornati al Focus TG, tutte le notizie dal Veneto. Abbiamo parlato un po' di meteo, di quello che ci aspetta nei prossimi giorni. Ripetiamo, non che questo abbia una grandissima influenza sulle tradizionali gite fuori porta perché non si potranno fare, però sapere che tempo farà è sempre interessante, anche perché si parlava di gelate diffuse, di un passaggio, di un impulso molto freddo. Pare che questo sia stato un po' mitigato, invece non è mitigata la siccità che stiamo vivendo, magari nelle città questo si sente meno, ma nelle campagne del Veneto il comparto produttivo del settore primario sta vivendo giorni un po' difficili. 60 giorni senza pioggia non è una cosa facile da superare, ne parleremo sicuramente nei telegiornali di questa sera. Allora, noi dovremo riuscire a parlare con Valentina Visentin da Padova per quanto riguarda la devastazione che è stata portata al cimitero dell'Arcella. Non la vediamo ancora in collegamento, quindi parliamo ancora di altra cronaca. L'avvertiamo che siamo pronti per parlare giustamente di quello che è accaduto, perché è stata una cosa che ha sconvolto, che ha scosso molto tutto il quartiere, ma tutta la città. Prima di andare però a Padova, vediamo altra cronaca, aspettiamo sempre la nostra collega dalla redazione. Allora, c'è stato anche un incendio, siamo a Crespadoro, siamo sulle montagne fra il Vicentino e il Veronese, una notizia che ci ha dato direttamente l'assessore alla protezione civile del Veneto Bottaccina, che ci dice c'è stato un incendio boschivo, si è sviluppato sul versante veronese di Cima Lobbia, stavano operando forestali regionali e gruppi antincendio boschivo da terra che hanno poi predisposto 2 vasche per il pescaggio dell'acqua. Si è mosso l'elicottero, c'erano i volontari anche di Chiampo e Valdagno, vediamo altre immagini. L'elicottero dopo 2 lanci ha però dovuto sospendere le operazioni per l'eccessiva nebbia, non pare che non sia ancora spento del tutto. Vediamo un'immagine dall'elicottero, un versante abbastanza complicato da raggiungere, quindi un incendio. Saremo poi più precisi nel corso della nostra informazione per capire se questo incendio è stato spento o meno, ma non è il primo in questo momento e purtroppo non sarà neppure l'ultimo. Allora, torniamo in studio, dicevamo Padova, devastazione al cimitero dell'Arcella. Abbiamo qualche problema di collegamento con la nostra redazione, ma siamo già in grado di farvi vedere qualche immagine di quello che c'era fuori dal cimitero durante le concitate fasi della come si può dire, delle prime raccolte di informazioni da parte
dei carabinieri, vedete polizia di Stato, polizia locale sul posto, gli operatori dentro, non si vede però le immagini dall'interno, le vedremo fra qualche istante, possiamo tornare in studio, vediamo se c'è già arrivato qualcosa tanto per farvi capire di che luogo stiamo parlando. E per esempio abbiamo queste immagini sempre dall'esterno per farvi capire. Questo è l'esterno del cimitero dell'Arcella. Allora, vediamo in ingresso la nostra redazione padovana, eccola qua. Allora, Valentina, siamo già in onda, siamo in diretta, abbiamo già le immagini, ci dicevate, di quello che è stato fatto all'interno del cimitero dell'Arcella, possiamo già vederle? Sì, infatti ci sono le prime immagini che siamo riusciti a raccogliere questa mattina, tra le altre cose cimitero che è chiuso, quindi ci hanno fermato, anche noi siamo stati fermati all'esterno del cimitero perché sono ancora in corso i rilievi della polizia scientifica per cercare di capire, di ricostruire quanto è accaduto questa notte nel cimitero del quartiere Arcella di Padova, uno dei più grandi cimiteri subito dopo il cimitero maggiore. Lo vedete nelle immagini, c'era già questa mattina sia il vice sindaco Michalizzi che l'assessore proprio ai servizi cimiteriali Francesca Benciolini, tantissimi curiosi ma soprattutto tanti familiari che come ogni sabato mattina e soprattutto il sabato prima di Pasqua stavano venendo a portare dei fiori sulla tomba dei propri cari, ma sono stati bloccati all'esterno perché appunto questa mattina è stato dato l'allarme da una persona che stava andando a visitare un proprio caro e ha notato la devastazione. Ecco, quello che ci hanno descritto chi ha visto è che c'è stata una vera e proprio accanimento contro i vetri, contro i fiori, tombe che sono state rotte, ma l'assessore ci ha specificato nessuna tomba è stata profanata. Quindi quello che noi adesso cerchiamo di spiegarvi è che non ci sono segni e scritte particolari con riferimenti religiosi o politici o riferimenti satanistici. Le tombe non sono state profanate, ma sono state danneggiate con vetri rotti, fiori strappati, croci spezzate. Si tratta appunto di un raid vandalico che deve essere stato compiuto intorno alla mezzanotte. I vandali sono entrati quasi sicuramente dal lato del parco Milkovic, dove c'è un accesso, diciamo, dove è facile scavalcare il muro di cinta del cimitero perché è buio, è una zona poco coperta dalle telecamere, anche se ci sono stati dei segnali, perché infatti siamo riusciti ad intervistare, e poi ve lo facciamo sentire, un testimone oculare, un residente che proprio intorno a mezzanotte ha sentito dei rumori strani e ha dato allertato la polizia perché aveva sentito dei rumori nel vicino campetto da calcio, perché i vandali, dopo essersi accaniti con le tombe del cimitero, sono stati anche nel campetto da calcio, hanno provocato dei danni anche lì. Quindi insomma una notte veramente di follia questa al cimitero dell'Arcella. Ovviamente sul posto c'è la polizia scientifica per i rilievi, ma anche la polizia locale per cercare di capire, dare un volto a questi vandali che hanno portato insomma a segno questo atto davvero anche sgradevole, perché insomma se la immaginiamo, abbiamo visto anche i social e anche naturalmente le testate padovane che sono in subbuglio per quello che è successo. Valentina, ti terrei qui con me per vedere questa intervista breve al testimone, la facciamo vedere ai nostri telespettatori, poi concludiamo con te per fare un po' il punto della situazione. Certo. Stanotte hai notato qualcosa di particolare? Il primo allarme l'hai dato tu? Sì, in realtà ho notato verso mezzanotte, ho sentito degli schiamazzi qui provenienti dal Milkovic e non ci ho dato più di tanto peso, ho immaginato fossero dei ragazzini che avevano voglia di starsene fuori, anche se non è esattamente, diciamo, non risponde a quelle che sono insomma le indicazioni, non ci ho dato peso. Ho chiamato la polizia però verso mezzanotte e mezza, quando ho sentito dei rumori metallici fortissimi, e mi sono accorto anche con un mio vicino che avevano scaraventato a terra le porte, una porta del campo da calcio della polisportiva. Quindi
prima del cimitero si sono accaniti con il campetto da calcio. Ma suppongo che la devastazione al campo sia stata fatta dopo il raid in cimitero. Quindi fuggendo, probabilmente sono fuggiti verso via d'Avanzo e fuggendo sono passati per il campo, sono andati probabilmente come avete rilevato, sono andati a ripulirsi agli spogliatoi del centro sportivo e hanno devastato il campo prima di andarsene. Allora Valentina, noi facciamo vedere anche ai nostri telespettatori come si può dire, un ritaglio del mattino di Padova, che con il titolo "Padova devastato e devasta il cimitero dell'Arcella alla vigilia di Pasqua, una scena mai vista", dice la polizia, "distrutte tombe di famiglia, sradicate croci, distrutti loculi", dice la testata. C'è una foto di un agente che mostra una tomba con la lapide spezzata, quindi ora possiamo tornare in studio. Quindi insomma una vicenda che ha veramente colpito Padova. Ci sembra di capire che non solo il quartiere dell'Arcella, ma la città. Purtroppo sì, perché sono state numerose le tombe danneggiate con i vetri rotti, avete visto i marmi spezzati, i fiori strappati, una cattiveria veramente difficile da commentare, perché appunto offende non solo le persone che riposano al Camposanto, ma anche tutti i familiari, insomma, che si vedono, e la rabbia l'abbiamo percepita anche dalle persone che erano lì all'esterno questa mattina, molte signore anziane che dicevano speriamo insomma che la tomba di mio marito non sia stata danneggiata, ma ripeto, il cimitero resterà chiuso per tutta la giornata di oggi, quindi non sarà possibile per i cittadini entrare al cimitero dell'Arcella, proprio appunto per consentire i rilievi, ma anche una prima e parziale sistemazione. Si potrà rientrare al cimitero dell'Arcella a partire da domani, quindi insomma per tutta la giornata di oggi il cimitero resterà chiuso, e dopo si cerca anche di capire se le telecamere di sorveglianza del Camposanto abbiano ripreso qualcosa, anche se sembra che i vandali prima di compiere diciamo la devastazione abbiano infierito anche sulle telecamere nel tentativo di metterle fuori uso. Ovviamente sul posto c'è anche la squadra mobile per l'investigazione, insomma, per capire cosa sia accaduto, se si tratta di un gruppo di ragazzini, se dietro ci possa essere qualcosa, ma ovviamente quello che insomma possiamo già escludere è che non ci sono scritte particolari che riguardano la religione, certo, o aspetti legati al satanismo o questioni politiche, quindi questa è già una cosa che possiamo escludere, soprattutto come ha detto l'assessore Benciolini, le tombe sono state danneggiate in maniera importante, ma non sono state profanate. Certo. Questo è poco, però insomma è un aspetto importante. È una differenza anche sostanziale che fa capire, non è banale come dettaglio. Valentina, prima di lasciarvi andare... Non cambia la sostanza del gesto, che è comunque veramente condannabile, però almeno non ci sono state profanazioni. No, è un gesto odioso, ma che naturalmente permette, visto quello che abbiamo detto, agli inquirenti di allinearsi in una o in un'altra posizione per andare alla ricerca poi di quello che è successo. Naturalmente nessuno parlerà di bravata, perché in ogni caso, anche fossero stati dei ragazzini, questa non è una bravata, è una cosa odiosa. Valentina, prima di lasciarvi andare ti chiedo se ci sono altre notizie da Padova, non che questa non sia sufficiente a dare l'immagine di quello che sta succedendo oggi in città, però succede qualcos'altro? Ne parliamo nei telegiornali di questa sera? Purtroppo sì, perché c'è stato un incidente mortale a Piombino Dese, la vittima è un ragazzo, quindi questa per chiudere il capitolo della cronaca. Purtroppo dobbiamo darvi contezza anche di un incidente stradale avvenuto nell'Alta Padovana a Piombino Dese. E invece per quanto riguarda la questione Covid, due storie davvero incredibili, soprattutto la prima, quella che riguarda una dentista di Mestrino che avrebbe ricevuto i pazienti nonostante fosse positiva, quindi violando la quarantena e mettendo anche a rischio la salute dei suoi pazienti. La denuncia è arrivata proprio da uno di questi pazienti che ha avvertito i carabinieri, e c'è stato già un sopralluogo dei NAS che hanno momentaneamente chiuso lo studio dentistico che si trova a Mestrino, quindi un comune della provincia di Padova, e ci sono delle indagini in corso della procura per attribuire insomma dei capi d'accusa piuttosto pesanti a questa dentista.
E poi invece la seconda notizia legata al Covid riguarda invece il comune di Arzergrande, con una comunicazione che è stata fatta attraverso i social network dal sindaco Filippo Lazzarin. Il parroco di Arzergrande si è sentito male ed è risultato positivo al Covid venerdì mattina, subito dopo aver celebrato la messa di Giovedì Santo, che era stata molto partecipata dai fedeli, quindi c'è il rischio di un possibile focolaio e si dovranno eseguire in queste ore tutti i tamponi a chi ha partecipato alla messa. Valentina, grazie per tutte queste informazioni. Noi siamo in diretta fino all'1, quindi se succederà ancora qualcos'altro a Padova non esitate a richiamarci. Vi ringraziamo comunque, vi auguriamo una buona giornata e buon lavoro. A voi, buon lavoro. Torniamo in studio, facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria. State con noi perché ritorniamo poi fra pochissimo con tutte le altre notizie dal Veneto. Buongiorno, bentornati alla Focus TG. Abbiamo visto poco fa le immagini di quel che è accaduto all'Arcella a Padova. C'è stato un raid vandalico all'interno del cimitero. Abbiamo sentito anche un testimone, una persona che avrebbe visto qualcuno muoversi di notte. Naturalmente dalle indagini sono in corso. Se arriveranno novità su questo odioso fatto ve le daremo durante il nostro TG, altrimenti ne parliamo nei nostri telegiornali di questa sera. Ricominciamo a parlare della situazione dell'emergenza coronavirus e andiamo a fare un po' il riassunto di quello che è successo nelle ultime ore con l'arrivo dei vaccini e la ripartenza, lo ricordiamo, da oggi con le vaccinazioni in fiera a Vicenza. Sabato, Pasqua e Pasquetta, l'Uslotto riprende la vaccinazione, un giorno e mezzo di stop per il punto vaccinale della fiera di Vicenza, ma la macchina si è già rimessa in moto riorganizzando gli appuntamenti per le vaccinazioni. Rimandata invece la sessione in programma sabato 3 aprile a Trissino, avvisati i 970enni programmati e riconvocati in una nuova data. Vediamo in dettaglio come funzionerà in fiera a Vicenza nei prossimi 3 giorni. Sabato 3 aprile è prevista la somministrazione di 900 seconde dosi ai nati tra il 29 e il 1900 ed ulteriori 230 seconde dosi ad altrettanti pazienti ematologici, più la somministrazione della prima dose a 520 settantenni. Domenica di Pasqua invece il punto di vaccinazione in fiera sarà attivo dalle 9 alle 13 con 16 linee su 21 di vaccinazione che lavoreranno a pieno regime per vaccinare nella sola mattinata circa 960 settantenni, recuperando così per questi la sessione sospesa giovedì 1 aprile. Lunedì invece si continuerà la somministrazione dei richiami ai nati tra il 1929 e il 1900, altre 800 persone, e ai pazienti ematologici, altri 200. Saranno inoltre vaccinati circa 800 settantenni. Da lunedì infine riprenderà l'attività dalle 8 alle 14 anche del punto vaccinale di Trissino, dove si effettueranno oltre 400 richiami ai nati tra il 29 e il 1900. Andiamo ora ad Abano Terme, in provincia di Padova, per le vaccinazioni ai primi cittadini fra i 70 e i 74 anni dei medici di base. Più di 100 cittadini tra i 70 e i 74 anni, tutti vaccinati con AstraZeneca. Aperto ad Abano, nel teatro polivalente, il primo punto vaccinazioni della città termale, a disposizione dei medici di base che si occuperanno intanto della vaccinazione di questa prima fascia d'età. Nel pomeriggio inaugurale 2 medici che si sono suddivisi un centinaio di dosi, ma tutti e 12 i professionisti del territorio sono pronti. Abbiamo messo a disposizione il teatro polivalente, organizzandolo al meglio con il nostro ufficio tecnico, con la Polizia Municipale e con tutte le associazioni di volontariato che hanno dato la loro disponibilità e per questo le ringrazio. Abbiamo coordinato tutti quanti i medici di Abano, tutti quanti i medici di Abano hanno aderito a questo progetto, per cui sono molto orgoglioso di questo. È una cosa che ci fa molto onore, ci fa molto piacere, anche perché è un momento di coesione sociale importante con tutte quante le associazioni per la nostra città. L'attesa adesso è quella dell'arrivo dei vaccini che permettono di proseguire la campagna appena iniziata. Allora, prima di continuare a parlare di vaccini e sanità, vediamo al volo questo video che ci è arrivato, che riguarda le operazioni di spegnimento dell'incendio a Crespadorio di cui vi abbiamo parlato prima, perché c'è un Canadair in volo che fa un passaggio. Sono immagini che ci sono appena arrivate. Vediamo se
non c'è stato detto, no, purtroppo non si vede il momento del lancio del materiale che dovrebbe spegnere l'incendio, però pare che non sia semplicissimo spegnere questo incendio perché, ecco, allora, si tratta di un sorvolo di un Canadair del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per verificare se si riuscirà a fare degli sganci d'acqua sull'incendio. Ricordiamo che il Monte Telegrafo, ci dicono in questo caso, quindi sono adiacenti le situazioni di cui abbiamo parlato poco fa, e pare che sia molto complicato arrivare sul posto, che i voli comunque siano resi difficili anche da nuvole basse e nebbia. Ne parleremo di sicuro nei nostri telegiornali questa sera. Torniamo a parlare invece di emergenza coronavirus, con anche le ricadute di quello che sta succedendo, perché il Covid non ha fermato i trapianti. Sono stati 329 nel 2020 per quanto riguarda l'ULSS 6. Euganea. Attenzione, dedizione, professionalità e grandi capacità. Non si sono mai fermate le equip di professionisti impiegate nei trapianti all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova. 329 quelli eseguiti nel 2020, con dei record in Italia, in quelli di cuore 37 e di rene da vivente 45. Un impegno corale di tutta la sanità padovana che con fierezza racconta come nessun paziente trapiantato sia stato contagiato dal Covid in quest'anno difficilissimo. Un fiore all'occhiello per la sanità di tutto il Veneto. I programmi di donazione sono programmi regionali, addirittura poi abbiamo anche dei programmi nazionali, ma voglio dire prevalentemente parliamo della regione Veneto, quindi noi il donatore possiamo averlo da un ospedale che non è Padova, quindi è fondamentale. Quindi possiamo dire certo che è un'eccellenza di tutta la regione. L'impegno c'è, si potrebbe però fare addirittura di più. Il 30% delle persone infatti non è donatrice. Un gesto semplice, la risposta sì alla domanda dell'addetto all'anagrafe. Tutti possono essere donatori, anche gli anziani, ricordano i professionisti. Abbiamo cercato e stiamo cercando di fare in modo che questa eccellenza possa veramente continuare a lavorare, così come ha fatto in quest'anno bruttissimo con la presenza appunto del coronavirus. Siamo riusciti a mantenere gli stessi numeri del 2019 e iniziamo un 2021 con una speranza di poter mantenere anche per il 21 i dati del 2020. È importante però che ci sia lo spirito della donazione, quindi l'appello che facciamo è donate quando potete, perché un organo può veramente salvare la vita ad un'altra persona. Non si fermano quindi le donazioni, non è così banale neanche questo dettaglio, perché era ipotizzabile comunque un rallentamento dovuto all'emergenza coronavirus. Emergenza coronavirus che sta colpendo duro anche nell'altopiano dei 7 comuni, dove però l'ULSS 7 Pedemontana si è attivata per organizzare il cosiddetto Vax Day, ovvero un giorno in cui vaccinare tutte le persone naturalmente dell'età interessata dalla campagna in questo momento. Siamo andati a vedere com'è andata e le cose si sono messe decisamente bene. Come sta andando la giornata? Insomma, grande affluenza e anziani soddisfatti del servizio. Sicuramente l'affluenza è stata veramente sentita, insomma la sede vaccinale sta funzionando al meglio. Sta andando tutto bene, penso meglio del previsto, e vedo che gli anziani sono favorevoli a questa vaccinazione, non ho visto nessuno che è stato contrario e vedo che sta procedendo bene, penso che siamo nei tempi come previsto. Oggi tutto bene, anche come organizzazione non avete dovuto aspettare tanto, code? Benissimo, benissimo insomma, perché si doveva essere qui per le 11:21, abbiamo già fatto, la moglie ha già fatto il vaccino. Aspettiamo adesso il tempo necessario, poi si va a casa. C'è un'organizzazione bellissima, buonissima, veramente. Tutto andato molto bene, sì. Veramente un'organizzazione ottima che fa onore al nostro altopiano.
Quindi insomma fa onore all'altopiano anche il fatto che il 95, ci pare il numero sia attorno al 95-97% delle persone chiamate si siano presentate al palazzetto di Roana per questo Vax Day destinato agli anziani della zona dei 7 comuni, e insomma una buona notizia dopo alcuni giorni di tentennamenti dovuti a molte situazioni complicate da superare sia per i cittadini che per la sanità del Veneto. Questo era l'ultimo servizio del nostro Focus TG. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio e vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera per tutti gli aggiornamenti.